Anche oggi è un momento importante, è da 2 anni che parliamo molto di autismo, corsi di formazione, associazioni attive nel creare i momenti di discussione. L'autismo non è una cosa semplice, non è una sindrome per tutti uguale ed ecco perché le molte associazioni, con una grande stretta collaborazione con la Regione del Veneto, sta tentando di portare al centro della discussione questa disabilità, una disabilità che per troppo tempo era rimasta lì in un angolo, le stesse famiglie avevano delle difficoltà. Oggi le famiglie cominciano a discutere all'interno di associazioni, insieme alle istituzioni, sarà un lungo cammino, ma è finalmente un cammino avviato, un cammino che porterà, credo, anche dei risultati. Ci sono 2 vie, quella della ricerca sanitaria che non compete a noi e c'è quella della ricerca sociale, quella compete molto a noi e noi insieme alle associazioni e alle famiglie stiamo attivando tutta la via sociale per riuscire a dare una grande risposta ai bisogni di queste famiglie ma soprattutto a una buona vita a questi ragazzi.